Buonasera a tutti e bentornati a questa nostra rassegna dedicata a Gianni Rodari. Questa sera proseguiremo il nostro percorso attraverso il mondo di Gianni Rodari, spostandoci, per così dire, sulla fase finale dell'esperienza umana e intellettuale di Rodari. La nostra ospite di questa sera è Grazia Gotti ed a noi fa veramente piacere poterla avere con noi. È una persona che si è dedicata e si dedica con passione, impegno e importantissimi risultati alla letteratura per l'infanzia, è laureata in pedagogia, è una scrittrice ed è cofondatrice della libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell'Accademia Drosselmayer. Ha pubblicato, ricordo, nel 2013 A scuola con i libri, Avventure di una maestra libraia, e senza, ecco, adesso dilungarmi molto su questo, vorrei soltanto così ricordare come sabato scorso ho detto mi faccio un regalo di Natale e mi compro il Meridiano di Gianni Rodari, e allora mi faccio questo piccolo investimento e nel cofanetto scopro con piacere, vista l'importanza che Rodari, come abbiamo imparato anche dagli incontri precedenti, ha sempre avuto il dialogo tra testo e immagine, ecco che nel cofanetto c'è un album, un quaderno a colori con le immagini più belle che hanno accompagnato i testi di Rodari, e la cura di questo quaderno è proprio della nostra ospite di questa sera, Grazia Gotti. Questa sera Grazia Gotti ci parlerà, ha intitolato questo suo incontro Nascondersi dietro le betulle, ed è un percorso che racconterà Rodari nel suo ultimo viaggio in Unione Sovietica, che io adesso non vorrei dire una cosa per l'altra, ma dovrebbe essere del 1979, dove si era recato per fare il suo solito, insomma, viaggio in questa terra che molto lo affascinava, e aveva preso degli appunti per la redazione di una seconda grammatica della fantasia. Purtroppo il tempo non gli è bastato. E quindi questa sera, grazie a Gotti, partendo proprio dagli ultimi scritti di Rodari e procedendo all'indietro, cercherà di srotolare un filo che attraverso le parole ci riconduca nuovamente a Rodari. Detto questo, io non rubo altro tempo a Grazia Gotti, le passo subito la parola e auguro a tutti voi un buon ascolto. Grazie. Mi sentite? Bene. Allora, grazie intanto di questo. Conoscevo la vostra realtà, la vostra esperienza, che so storica, e quindi mi congratulo. Mi congratulo perché ho seguito alcune degli appuntamenti e devo dire che ho sentito un livello qualitativo molto alto, molto molto alto, quindi complimenti. Tanto che io sono molto imbarazzata perché quando che e curato da me. Ripeto. Prego? E quindi cosa posso fare? Ecco, dicevo che sono mesi, e forse 2 anni, diciamo così, che lavoro sulle illustrazioni di Gianni Rodari. Quindi ora mi trovo, avendo sentito gli interventi di quelli che mi hanno preceduto, che io non sono né una slavista, cioè io non so il russo, non sono una storica, no. E allora mi sono detta, ma perché quando mi hanno chiamato ho detto che questa cosa delle betulle? Ma sono pazza, ma perché mi sono infilata in una cosa che mi lascerà senza parole, fare una figura orrenda? Insomma, sono stata malissimo. Poi, piano piano, allora, vi devo anche prima fare una confessione. Io spendo tutte le giornate da 2 mesi così, cioè ogni pomeriggio da qualsiasi parte del mondo io devo parlare di Gianni Rodari, quindi
forse ho anche esaurito proprio le idee, esaurito i pensieri. E quando le persone mi cercavano, c'erano 2 Castelfranco. Uno era Castelfranco Emilia e l'altro era Castelfranco Veneto. Allora io dicevo: "Ma cosa devo fare a Castelfranco?" Mi irritavo con la mia segretaria. "Cosa devo fare segretaria?" "Ma devi fare la Biblioteca dei Saperi", che è un altro libro che ho pubblicato e che mi sta portando e poi invece io mi ricordo un giorno che qualcuno mi ha chiamato e ha detto: "Sì, voglio fare le betulle", ma molti mesi fa. Dopo, quando ho capito che non era Castelfranco Emilia, era Castelfranco Veneto, che dovevo fare la Russia, sono andata in crisi. Però devo dire che vi ringrazio molto perché mi avete obbligato a fare qualcosa di rodariano, cioè a fare quello che lui diceva ai bambini, fare delle cose difficili, a non spaventarsi di fare delle cose difficili. Allora, adesso io mi proverò, se mi sopporterete, su un piano anche molto personale, perché anche Pittarello ha insistito sull'esperienza, sul fare esperienza, e anche Rodari ha molto insistito nella grammatica della fantasia in modo particolare, quando lui diceva: io non sono uno studioso, non sono un accademico, aveva fatto solo 9 esami alla Cattolica, quindi forse quel peso lì un po' lo sentiva, però diceva: io ho esperito, ho studiato tanto, ho letto tanto, ho riflettuto tanto, che io voglio dire quello che penso, quello che secondo me è. Ma non è un saggio accademico, dice lui sempre nella grammatica della fantasia, tanto che non fa una bibliografia di quelle canoniche con 30 pagine in fondo. Quando io 3 anni fa ho ricominciato a studiare proprio la grammatica della fantasia, intanto mi sono accorta che era un libro che non aveva l'indice dei nomi. Un libro serio ha l'indice dei nomi, perché tu vedi già di chi parla. Poi non avevo una bibliografia di riferimento, quindi oh, aiuto, ma cos'è? Questo chiacchiera, si parla addosso. Allora l'ho preso sul serio. E cosa ho fatto? Pagina per pagina ho cerchiato ogni nome che lui citava. E quindi mi sono fatta la bibliografia. Poi ho fatto: questo l'ho letto, questo no, quindi lo vado a leggere, questo l'ho letto, questo no, quindi lo vado a leggere. Quindi diciamo che attraverso questo libro singolare, diverso da tutti quelli che noi abbiamo sulla materia, un libro che il mio professore Antonio Faeti ha sempre detto, un libro che la cultura italiana ha assimilato al 5%. Allora, tempo fa, con le mie colleghe di lavoro, ho scritto una mail e ho detto: io credo di aver finito. Eh, che l'ho assimilato al 50%. Potreste dirmi voi in autocertificazione quanto vi quotate per averlo assimilato? Vale a dire, sapete delle pagine a memoria? Sapete quali sono gli autori che cita? Avete letto tutto Dewey un'altra volta? Avete letto Il comico del fanciullo, un libro che lui cita, un libro del 57? E c'era l'imbarazzo, perché come diceva il signore Vianello, che ha fatto benissimo a leggere, perché si dà per scontato, no? Ci sono delle cose che uno dice: il binomio fantastico, ho letto la grammatica della fantasia, non è vero. Quindi avete fatto benissimo di bene. Adesso però, ecco, siamo tutti spariti, spero che continuate a sentirmi. Quindi dicevo, ho fatto qualcosa di molto rodariano, ho fatto qualcosa di difficile, cioè affrontato qualcosa di nuovo e quindi non so dove poggiarmi, e qualcosa di estremamente personale. Quindi personale per me vuole dire dirvi: sono sempre stata rodariana, sono nata nel 1951, quindi ho scoperto Cipollino nelle case dei comunisti del mio paese, perché arrivava così. Sono stata insegnante elementare dall'87 al 97, quindi ho fatto Rodari con i miei bambini. Sono diventata mamma nel 93 e ho visto, me lo ricordo perfettamente, perché cercarlo fu difficile, Cipollino, quello cartone animato prodotto dai russi, finalmente tradotto, e mio figlio aveva 6 anni, quindi nel 99. Sono stata a lezione del professor Antonio Faeti per molti anni, e il professor Antonio Faeti è citato nella grammatica della fantasia
con addirittura una sua tavola, quindi siamo faetiani e rodariani da una vita, da sempre, tanto che il decennale della sua morte nel 1990 l'abbiamo celebrato a Bologna con Roberto Innocenti, il professor Faeti, e il nostro sindaco di domenica mattina in consiglio comunale con tutta la cittadinanza, con il sindaco che leggeva le filastrocche e Faeti che illustrava il personaggio. 10 anni dopo abbiamo fatto una mostra dedicata alle sue figure, Rodari Full Color. 30 anni dopo abbiamo fatto una grande mostra alla Fiera del Libro perché siamo consulenti della Fiera del Libro e in ultimo per il centenario una mostra che sta girando il mondo, Figure per Gianni Rodari, Eccellenze per Gianni Rodari, promossa dalla Fiera di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e, questo è importante, da tutti gli istituti di cultura italiani all'estero. Nel 2019 abbiamo inaugurato a San Francisco, ora abbiamo fatto 30 metropoli, compresa Bangkok, stiamo per andare ad Auckland in Nuova Zelanda. Quindi, rodariane sempre. E dicevo la fatica del meridiano che abbiamo già citato. Che cosa ho fatto personalmente per questo centenario? Mi sono impegnata senza sosta per suggerire nuovi illustratori a Trieste, sono usciti la Beatrice Allemagna, tutti i nuovi albi illustrati, ho dato vita al Comitato Nazionale, ho lavorato per la mostra, ho fatto tradurre la grammatica in cinese Complex e sono andata a Taipei a presentarla, ho presentato Gianni Rodari alla Fiera di Shanghai ora a novembre, ho presentato l'edizione americana stupefacente, la prima volta che le favole al telefono vengono pubblicate in America, con libri, con Valerio Vidali come illustratore, con libri fatti così che persino si muovono, con pagine che si aprono, con un articolo sul New York Times che ha presentato la presentazione che noi abbiamo fatto all'Istituto di Washington in collaborazione con tutti gli istituti americani e una settimana fa un articolo sul New Yorker che ha esaurito la prima tiratura di Favole al telefono. Allora, per una battuta, io ero invitata a presentarlo e sentivo una sorta di orgoglio non nazionalistico, perché non vorrei mai, ma un orgoglio perché se è vero che loro non avevano mai tradotto prima, e ne capiremo le ragioni parlando di Russia ovviamente, e si sentono i portatori della democrazia nel mondo, questa volta gli abbiamo dato noi una grande lezione di democrazia culturale, di democrazia di apertura, di democrazia di inclusione, di democrazia di poesia, di radici culturali italiane fortissime che benché si dica e si continui, secondo me, esageratamente a sottolineare la matrice da surrealismo francese nell'opera di Rodari, certo legge i surrealisti, ma è profondamente in linea, diciamo, di tradizione culturale collodiana. Avrebbe voluto scrivere un libro su Collodi, lo dice a Calvino e Calvino gli risponde in termini: no, devi fare un compendio della storia della letteratura, no, devi fare no. Invece lui vuole fare come ha fatto la grammatica della fantasia, vuole fare il suo libro su Collodi e Calvino non glielo fa fare. Nella tradizione della letteratura anche comica italiana alla Zavattini, questo mondo abbiamo portato, questa idea di realismo, perché si parla della vita vera e purtroppo di tutti i problemi che la vita può porti davanti, con però la doppia faccia del fantastico, il surreale, quindi reale e surreale insieme, ma con radici connessione con le 600 scuole titolate a Gianni Rodari, molte delle quali sono anche nel territorio della regione Veneta, perché le abbiamo già schedate tutte, quindi sappiamo, perché il prossimo passaggio per noi nel 21 rodariano sarà
mettersi in contatto diretto con i bambini italiani attraverso le scuole e soprattutto, se verrà riconfermato dal MIBACT il rifinanziamento del Comitato Nazionale, vogliamo fare una radio per la scuola, alla maniera di Gianni Rodari. Quindi anche i bambini di Castelfranco Veneto potranno ascoltarci. Torniamo ora al tema della Russia. Mi sono fatta sempre una domanda in questi anni. La domanda è: cosa conosciamo della letteratura russa per ragazzi? Nulla. Di una cultura letteraria così importante, il romanzo russo dell'Ottocento, Pushkin in ogni scuola e soprattutto dal 1952 milioni di copie di Rodari vendute e lette da ogni bambino russo. Allora la domanda e le domande sono: cosa piaceva di Gianni Rodari negli anni 50 ai russi? Loro che hanno un gusto letterario così potente, che hanno una tradizione letteraria così forte, ma che cosa è continuato a piacere negli anni? E perché oggi continua a piacere così tanto in Russia? Allora è già un tema che pone una differenza sostanziale fra noi e loro. Per esempio, da noi ha quasi rischiato di scomparire, perché alla metà degli anni '80, quando Einaudi è in crisi di commissariamento e se la contendono De Benedetti e Berlusconi, hanno un catalogo, nessuno è più in grado di stare dietro i libri, perché i problemi sono talmente grandi e Rodari è da un lato ancora in Editori Riuniti, che è il suo editore dell'inizio e quindi editore di partito, in crisi anche lui. Dall'altro l'editore importante di cultura italiana, dove Rodari è approdato nel 1960, in crisi, quindi nessuno è in grado di occuparsi dei libri di Rodari. Tanto che cosa succede? Succede che in casa einaudiana si accorgono che a Trieste c'è una signora bravissima, Orietta Fattucci, che sta facendo un catalogo bellissimo con la casa editrice, chiedono a lei di occuparsi di questo e la rinascita italiana di Rodari avviene nel 1990, quando Orietta Fattucci chiede ad Altan di reillustrare Rodari e si occupa delle storie di Rodari. Quindi comincia la cultura italiana, nella cultura mondiale, casi di conseguenza tutto ciò che ha portato a questo straordinario successo mondiale segnato in questo centenario ha una storia che forse, se conosciamo, ci aiuta anche a non fare più certi errori e a tenerci, diciamo così, in una dimensione di timone che non perdiamo mai il punto. Benissimo. Allora la mia domanda è: perché noi lo abbiamo perduto se nell'aprile del 1951 al 7° congresso del Partito Comunista Italiano 40 pionieri bambini sono sul palco, tutti i partecipanti al congresso si alzano, applaudono e tutti i bambini donano dei gadget di Cipollino, dei distintivi di Cipollino e dei suoi amici ai presidenti, a coloro che stanno dirigendo? È ovviamente una domanda a cui io non posso rispondere stasera, ma secondo me è una domanda che sarebbe bene che noi ci tenessimo a mente, perché perdiamo questo contatto con i nostri pensieri, con i nostri ideali, con le realtà nelle quali ci troviamo a lavorare. Non dico con il mondo della scuola, perché se veramente aveva ragione Faeti dicendo che era un libro assimilato solo al 5%, vuol dire che il mondo della scuola non l'aveva poi così fatto proprio. Allora, la domanda è: cosa ci trovavano questi russi? Cosa ci hanno trovato per tanto tempo, loro che amavano una così buona letteratura? E la domanda ultima è: e cosa è successo se nel novembre del 2019 uno spettacolo teatrale per ragazzi che prende le mosse da Cipollino viene cancellato e tolto da una programmazione per il teatro ragazzi? È successo il 9 novembre
del 2019 in Russia, rimbalzando sui media di tutto il grande paese della Santa Russia. Da noi ovviamente nessuno si occupa di questo, ma la domanda è: perché non ci occupiamo nemmeno della letteratura russa contemporanea? Per cui viviamo un periodo in cui sembriamo tutti collegati, ma in realtà non lo siamo affatto. Non ci facciamo, secondo me, delle domande decisive. Allora, il 9 novembre nel 2019 a Mosca è stato cancellato uno spettacolo teatrale ispirato alle avventure di Cipollino. Nei media la notizia è rimbalzata, qualcuno ha scritto, sentite un po', che Putin odiasse Cipollino sin da bambino. Ma la cosa che ha fatto più scalpore è che a un certo punto nell'opera, diciamo, c'era una scena che riprendeva la casa di Sor Zucchina, perché ha detto Cipollino sa che cos'è, no? Una casa, c'è il problema della casa, c'è sempre il problema della povertà, c'è sempre in Rodari. Allora, il teatro in quel momento, quando mette in scena il momento della casa della Sor Zecchina, uscivano dei personaggi, degli attori che urlavano: mangia ananassi, mastica galline, si avvicina Borghese la tua fine, che è Majakovskij. Poi succedeva un'altra cosa, un'altra frase, arrivava uno e diceva: non ci sono soldi, ma voi resistete, che è una gaffe di Medvedev, che ultimamente ha una protesta di gente che ha fame. Lui ha detto pubblicamente: i soldi non ce ne sono, ma voi, mi raccomando, resistete. Quindi erano entrati, diciamo così, nell'azione teatrale che rimandava a Cipollino e i suoi personaggi dei problemi molto contingenti della contemporaneità. Perché a Mosca è partito un piano di ristrutturazione urbanistica molto serio che prevede la demolizione di molte case storiche, il trasferimento di molti che abitano in zone molto periferiche, in attesa poi di vedere se potranno ritornare. Quindi è ovvio che il mondo della non è più solo un personaggio per i bambini, è un personaggio che generazioni di bambini hanno fatto proprio e quindi è diventato, come il nostro Pinocchio, una icona della nostra cultura, un topos, un archetipo della nostra cultura. Quindi per noi basta mettere il naso lungo di Pinocchio da qualche parte e associarlo a qualcuno per dirgli hai detto una bugia. Ecco, per dire. Quindi ancora più importante, secondo me, oggi chiedersi cioè scoprire. Io mi sono detta, proviamo a scoprire ancora di più Rodari facendo sentire che non siamo soli, che ci sono stati e ci sono ancora milioni di lettori che sono vicini a noi, che forse hanno anche gli stessi problemi che abbiamo noi, oggi come oggi, poi più che mai, perché questa pandemia ci rende tutti un po' simili da questo punto di vista, cioè bisognosi di cure, bisognosi di tutele, bisognosi di solidarietà, bisognosi di attenzione e quindi forse se entriamo veramente attraverso la finestra russa di Rodari ne beneficiamo anche noi come paese italiano, perché fino ad ora noi non è che siamo entrati molto nel merito dei contenuti rodariani, abbiamo tanto detto di lui, abbiamo detto sicuramente con la grammatica della fantasia, diciamo che una parte sulla teoria della conoscenza l'abbiamo affrontata, ma cioè sulle ragioni per le quali lui scrive allora la domanda. I russi hanno detto che proprio la favola rodariana di Cipollino è forse la più attuale, quella che ci fa capire meglio i bisogni del nostro presente. Ne vogliamo dire alcuni, abbiamo detto solo la casa, no? Questo problema urbanistico, ma diciamo quello della scuola. Se voi vi ricordate, nel palazzo dei potenti, alla fine di Cipollino, il palazzo diventa una scuola.
quindi il valore scuola come valore primo. Ma cosa succede in quella scuola? Succede che Cipollino sia nel banco con Ciliegino. Oggi ci sono i cipollini a fianco dei ciliegini? No. I ciliegini vanno alle scuole private, i ciliegini cresciuti hanno hanno un altro binario per la formazione e i cipollini sono... In questo momento, poi che la scuola non c'è nemmeno, quindi inimmaginabile pensare a una condivisione del banco. Quindi non ho bisogno di dirlo io perché l'hanno già ormai detto tutti, che questo quasi anno di pandemia ha sottolineato quello che già sapevamo, ma insomma lo ha sottolineato ancora di più, che nella didattica a distanza, quando hai tuo padre che ti aiuta a fare i compiti, 3 computer potenti, oppure non hai nessuno e tuo padre che ti urla dietro e il computer ce l'ha solo tuo fratello grande, la condizione cambia radicalmente. Non hai nemmeno la serenità, non hai nemmeno lo spazio fisico per accogliere la scuola da te. Forse se devi fare vedere dove vivi, forse te ne vergogni anche un po' agli occhi degli altri. Ecco, sono cose sconvenienti da dire. Io penso che la realtà vada affrontata per quella che è così. E Rodari non si è mai nascosto dietro le betulle. Ecco, in questo è il senso anche del mio titolo, non nascondersi dietro le betulle. Il primo viaggio che Rodari fa è nel 51, ma non lo fa come scrittore per ragazzi, lo fa come gruppi di intellettuali che a quel tempo ci andavano. In quel momento c'è anche Italo Calvino, che scriverà poi i suoi articoli per l'Unità, che saranno raccolti nel taccuino dei viaggi in Russia. Cosa succede? Che mentre è lì incontra il famoso poeta Marshak e allora è solo verso la fine del suo rimanere lì che ha il coraggio e gli dà un suo librino, dei filastrocchi e poi se ne torna a casa. Marshak, che era un grande traduttore, ha tradotto anche Shakespeare e c'era una bellissima influenza anche di certi italiani che stavano lì, quindi anche la cultura italiana è sempre stata per i russi, cioè l'Italia per i russi è un riferimento importantissimo, cioè certi capolavori del romanzo russo sono stati scritti a Roma, insomma il tour che i russi, tutti i russi fra Roma e Parigi, cioè la nostra cultura ha un altissimo valore per loro. Tenete conto che quando durante la cortina di ferro loro non potevano vedere i libri occidentali e c'era, soprattutto per quanto riguarda l'arte, la casa editrice Giunti che aveva un distributore, diciamo così, un po' clandestino, ma i ragazzi russi lo sapevano tutti, specie quelli che studiavano all'Accademia d'Arte, quindi arrivavano questi libri italiani, nelle loro parole, erano dei gioielli, perché loro non vedevano, non potevano vedere l'arte, non si potevano muovere. Quindi non avevano niente e potevano almeno avere la documentazione visiva e per loro erano estasiati, per esempio i compleanni dei giovani di 18 anni che frequentavano l'accademia, il regalo più ambito era l'edizione Giunti d'arte, perché loro la vedevano spettacolare anche nella forma riproduttiva proprio e soprattutto di tutto quello che i loro occhi non avevano mai potuto vedere. E le prime filastrocche vengono pubblicate su un quotidiano, perché questo Marshak trova molto interessanti le sue filastrocche, ma non arrivano ancora a pensare che faranno dei libri per bambini, no, è semplicemente un italiano che scrive cose interessanti e che Marshak traduce per pubblicare sul suo giornale, come d'altronde Rodari aveva fatto perché le prime filastrocche escono sul giornale, non c'è un'idea di essere in pectore un autore per bambini, non l'ha mai pensato Rodari questo, lui faceva il giornalista e il suo direttore gli ha detto facciamo una cosa per i bambini una domenica, tu che fai sempre questi scherzi in rima, scrivi e scrivi per i bambini e ricomincia. Allora quelle che vengono scelte da Marshak sono quelle che sono più, diciamo così, immaginiamoci che danno un'idea dell'Italia raccontata da un intellettuale sicuramente comunista e quindi cosa fa un intellettuale comunista nelle sue filastrocche? Mette in scena le condizioni di vita degli italiani e in modo particolare Rodari si inventa questo Ciccio Ciccio. Ciccio Ciccio sta in cantina, al posto del letto c'è una brandina, per sedersi c'è un banchetto, per mangiare un tavolinetto.
C'è una finestra bassa bassa dove si vede la gente che passa. Ciccio conta scarpe e tacchi, ma poi l'abbiamo interrotta. Il tema della povertà, questo mi fa molto piacere sottolinearvelo, è ripreso in modo molto intelligente da Alice Bigli in un recente saggio uscito per San Paolo che si chiama La scintilla dell'utopia. Alice Bigli è una ex libraia per ragazzi come me, ha studiato all'Accademia dei Rossellmari che abbiamo fondato noi, è amica da sempre e lei ha fatto un lavoro per gli insegnanti che secondo me è di grande valore. Ha ripreso questa idea dell'utopia e ha evidenziato alcuni filoni che è possibile desumere dalla produzione rodariana. E cosa ha fatto di intelligente? Ha accostato degli altri titoli di autori contemporanei, cioè di libri che un insegnante, un genitore, un bibliotecario può consigliare o prendere, che abbiano appunto questo filo della povertà. Nel 1900, allora, comincia a diventare molto popolare e lo diventa appunto attraverso la stampa. Poi cominciano i primi libri. Nel 1956, quindi la cosa è fulminea e rapida, il giornalista che sta a Mosca, Giuseppe Boffa, gli scrive che dopo Togliatti è lui l'italiano più popolare in Russia. Un'altra filastrocca che viene pubblicata sul giornale che io non conoscevo è dedicata alla città di Napoli. Napoli senza, ha due titoli possibili, o Napoli senza sole o Vicolo del Pallonetto. Filastrocca del Pallonetto, vicolo storto, vicolo stretto, senza cielo, senza mare, senza canzoni da cantare. Chi farà musica e parole per te Napoli senza sole. A mare chiaro spunta la luna, ma il Pallonetto non ha fortuna. A Santa Lucia la luna splende, a Pallonetto però non scende. E voi capite che mentre l'Italia è vista attraverso degli stereotipi, no? O sole mio è il biglietto da visita, invece lui dice al Pallonetto il sole non c'è. Lo scugnizzo, come una rondine del marciapiede, tu mi sfiori con un guizzo, napoletano Bruno Scugnizzo. Come la rondine ha gli occhi acuti, ma son malati, li ho ben veduti. Nell'inquieta pupilla nera si spegne la luce e non è sera. E il sole, il bel sole della tua città, forse per sempre tramonterà, mentre mi sfiora con un guizzo la bruna rondine del marciapiede. Da me che vuole? Non un soldo, ma il sole. Ecco, secondo me questo suo andare verso l'antistereotipo, diciamo così, anche del paese da cui lui deriva, ed è consapevole perché gli dicono quanto è popolare, gli dicono quante copie vengono pubblicate dei suoi libri e noi rimarremo sorpresi. Ma poveretto gli dicono anche di una triste sorte, perché lui non arricchisce come arricchirebbe nel mondo occidentale, perché fino al 73 la legge sul copyright non consente di avere vantaggi nel mondo occidentale per qualche cosa che succederà che potrà avere un risarcimento economico in Russia, ma gli danno dei rubli come riconoscono gli scrittori russi, ma il tema è che li deve spendere là, non li può portare via. Cioè, quindi immaginate che poveretto, e lo abbiamo visto dalle lettere, cioè lui è costretto a scrivere molte lettere anche a Einaudi perché fa proprio fatica, vuole farsi questa casetta che, insomma, che ha tanto faticato, diciamo così, a portare a termine, ma anche quando gli danno il premio Andersen nel 1970, certo è un premio prestigioso, però lui dice ma non mi hanno dato un soldo, mi hanno dato una medaglia che non è nemmeno d'oro e se io vado al bar e dico mi dà un caffè, sa, la pago con, ho vinto il premio Andersen. Insomma, il problema, diciamo così, proprio di base del tirare avanti è un problema che lui sentirà sempre e non è che appunto anche da questo punto di vista la popolarità, la grande popolarità russa lo abbia fatto tanto felice da questo punto di vista. Come nasce, come si mantiene nel tempo, pur
modificando la società russa, i punti di Rodari sono per loro universali, sono classici, tanto che questo successo non è solo legato a una contingenza storica che poteva essere quella degli anni 50, che accomuna forse degli strati di popolazione simili di povertà, cioè anche quando stanno meglio i russi continuano ad amare Gianni Rodari. Il tema è che forse non lo amano da novembre 19 perché Putin comincia ad avere molti problemi di consenso. C'è una gioventù che protesta, ci sono le piazze piene, ci sono dei colpi come quello che abbiamo visto dell'avvelenamento, insomma, molto eclatanti, spettacolari, che una civiltà, una comunità europea, anche dei cittadini dovrebbe prendere, insomma, dovrebbe protestare, ma sembriamo proprio addormentati, che non riusciamo più a reagire, in reagire di niente. Come dura questo mito di Rodari in Russia? Dura perché oltre alla letteratura i media danno manforte. Sentite un po'. Nel 61 la TV sovietica mette in onda le favole della verità, immagini e testi delle sue poesie, con addirittura uno spezzone del famoso eccidio di Modena, quello degli operai di Modena, quindi con degli inserti di realismo, di realtà, e un poeta russo che recita la sua poesia, la sua famosa poesia Bimbo di Modena, che da noi, quando Rodari negli anni 60 passa in Einaudi, quella poesia lì sparirà. È una poesia che io non ho mai visto neanche sui libri di testo. Cioè, il bambino che guarda il funerale degli operai uccisi è una poesia bellissima, come è costruita, l'occhio del bambino che guarda è quello che può pensare, ma è un tema che viene già, diciamo così, tolto di mezzo già negli anni 60 e anche nel 68 o negli anni 70, quelli della grande partecipazione, quelli che anche Pitarello ha ricordato, noi troviamo sicuramente antologizzato tanto Rodari, ma sicuramente non la poesia Bimbo di Modena. Nel 64 di nuovo esce La camminata di un distratto, ma ciò che rende veramente popolare, stiamo parlando di milioni, milioni, milioni di telespettatori, quindi insomma molto forte, è una modalità che loro hanno, che io non conoscevo, che si chiama Diafilm, Diafilm, apostrofo M, e se noi andiamo a vedere in internet che cos'è questo Diafilm, è uno strumento prettamente russo, che è un incrocio fra una cinepresa e però a immagine ferma e una proiezione di diapositive. Loro ne hanno fatti tantissimi ed erano popolarissimi. Prendevano delle immagini e costruivano le storie con queste immagini. Io non ne ho mai visto una, adesso sono curiosissima, quindi quando tornerò in Russia, quando sarà possibile riviaggiare, lo vedrò. Nel 77 mandano in onda 2 puntate La voce di Gelsomino, che è Gelsomino nei paesi del bugiardi. La vedono 30 milioni di telespettatori. Chi è che si era così impegnato a dare anche una visione mediatica attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso i cartoni animati, come vi ho detto, di Cipollino? Era una regista sulla quale io vorrei molto indagare, che si chiamava Tamara Lisichan. Quando ho cominciato a trovare queste informazioni mi sono detta: ma come faccio io a scoprire chi era Tamara Lisichan? Sarebbe stato, se avessi trovato subito l'informazione, semplicissimo, perché lei è moglie di Luigi Libero Gino Longo, cioè il figlio di Teresa Noce e di Luigi Longo. Quindi sarebbe bastato andare a Bologna all'istituto di fisica, dove suo fratello, che è ancora vivo, non insegna più perché è emerito professore, ma sta lì perché, non sa, cioè perché sta sempre lì a fare ricerca, e bastava intervistarlo per un'ora per farsi dire tutto questo. Purtroppo io non ho avuto il tempo di fare questo, ma come vi ho detto ho scelto di parlarvi di qualche cosa di cui non so, e quindi la ricerca è aperta. Se qualcun altro la vuole portare avanti sarei veramente molto molto contenta. Poi
la Tamara Lisichan aveva già fatto Cipollino nel 73. Quindi quel cipollino che io ho visto con mio figlio nel 99, che ho comprato perché c'erano il VHS, le cassette, e che io, non sapendo tutto di Rodari, non avrei mai pensato che fosse una produzione russa. Per me Cipollino era tanto famoso che qualsiasi produzione italiana avrebbe potuto fare. Invece lì ho scoperto, studiando, ho scoperto che era di Tamara Lisichan, che aveva già fatto quello e che poi ha fatto nel 77 questo. Nell'85 esce un film di animazione tratto dalla Freccia Azzurra, quindi diciamo che se noi con Dalò dobbiamo aspettare il 95, loro ci precedono di 10 anni per raccontare ai loro bambini la Freccia Azzurra, che io non ho mai visto e che chissà se al confronto con la nostra di Dalò, di Paolo Cardoni nei disegni e della musica di Conte è più bella o più brutta, però c'è. Da ultimo, nel 2015 ancora, L'ultima illusione di Leonid Medov, che è proprio su Rodari, su di lui. Allora, mentre mettevo insieme tutte queste informazioni, mi dicevo, ma perché noi non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai detto, che ne so, a Udine, ai festival del cinema, in occasione del centenario rodariano, ci fai vedere tutto il visivo rodariano? E avremmo potuto accorgerci che forse in America Latina hanno fatto degli altri film, che ecco, perché è un autore per bambini? Io non rinuncio e quella ricerca lì la farò, e se un giorno saremo in grado, con i mezzi che abbiamo, di scambiarci anche tanti altri film che sono stati fatti dal suo lavoro, io penso che possa essere un arricchimento culturale, specialmente da far vedere ai bambini. Poi ovviamente dobbiamo pensare che da quest'altra parte, cioè se là hanno mantenuto vivo l'interesse per questo autore, sarà pur vero che anche lui ha mantenuto viva la curiosità nei confronti di un paese che lo ha accolto con così tanto interesse. Lui è stato in tutto 7 volte in Russia. Della prima abbiamo già detto, quando ci va nel 51 non è Gianni Rodari autore per bambini. Va, e mentre Calvino va a parlare di letteratura, lui cosa fa? Va a un convegno organizzato sulla pedagogia, perché non dimentichiamoci che da giornalista intellettuale, curioso, ex maestro, precettore prima, ex maestro dopo, a lui la pedagogia è sempre interessata molto. Quindi già nel 51 la novità di scoprire un paese pieno di fascino, il coraggio di lasciare le sue prime filastrocche, la felicità di vedersele tradotte da un grande poeta, di vedersele tradotte nei giornali nazionali, di vederle richieste pubblicate, di vederle tradotte anche Cipollino, di vederle così accolte, e soprattutto cosa fanno? Continuano a invitarlo perché lo vedono come il rappresentante, mi verrebbe da dire, di un guardiano dell'infanzia, cioè di uno che di cultura dell'infanzia se ne intende. Quindi quando al loro festival internazionale di cinema, importantissimo, frequentato anche durante la Cortina di Ferro da tutti i paesi del mondo, questo festival ha una sezione ragazzi. Immaginate se il nostro festival di Venezia avesse una dépendance verso Treviso, verso da voi, sul cinema ragazzi, no? Del mondo. E lui era invitato come giurato. Quindi lui si è battuto per far vincere la Pippi Calzelunghe, che invece a certi critici russi non piaceva perché era troppo ribelle, perché non aveva dei buoni sentimenti, era troppo rovesciatrice di ogni valore, troppo rivoluzionaria in sostanza e troppo dalla parte dei bambini. Lui andava molto volentieri a vedere questi film, e quando tornava sia sulla stampa ma anche sul giornale dei genitori, che lui dal 68 dirigeva, ci sono articoli sul cinema bellissimi, e ovviamente non perdo occasione per dolersi del fatto che noi non li produciamo,
non ci pensiamo, perché ovviamente, ma lì arriviamo dopo al 79, di volta in volta, quanto più torna in Russia, scopre, va a visitare le scuole, incontra i bambini, cioè cosa matura? Matura quell'idea di cui dopo diremo, per la quale nel 79, cioè l'ultimo viaggio, decide proprio di fare quel viaggio per uno scopo. Ma ora dobbiamo fare un altro giro e dico, ma come fu che in Russia io diventai presidente del Comitato Nazionale Rodari? Era dicembre 2018, ero alla fiera del libro di non fiction, c'era una delegazione italiana perché il paese ospite era l'Italia e ho scritto perché non volevo dimenticarmelo, non era per i bambini, era la letteratura italiana, la cultura italiana. Quindi invitati erano Francesco Piccolo, Nadia Terranova e altri, tanto per darvi l'idea, ma cominciavano ad esserci dei rappresentanti della letteratura per l'infanzia. C'era l'illustratore Alessandro Sanna e l'illustratore Sualzo. Io sono un'infiltrata, non c'entro niente, vado per i fatti miei, come ero già stata in precedenza a Mosca per i fatti miei, perché? Perché spinta da quell'antica domanda, perché noi non sappiamo cosa leggono i bambini russi oltre a Rodari? Perché l'unica cosa che continuiamo a sapere fino a questo momento è che molti bambini russi leggono Gianni Rodari, ma che cos'altro leggono? Che cosa scrivono gli scrittori contemporanei che allora furono in grado di intercettare Gianni Rodari? Non lo sappiamo. Se fra di voi ci sono dei bibliotecari che mi sfidano, io penso che nel trentennio nel quale io sono stata impegnata sul versante dei libri per bambini, forse i romanzi tradotti dalla Russia sono 4 e non di più. E quindi io comincio a frequentare la Russia. Comincio a frequentare la Russia e cosa frequento della Russia? Beh, come consulente della Fiera del Libro, quando la Fiera del Libro decide di fare una joint venture con Mosca e cominciare a fare la Fiera del Libro per bambini a Mosca, io sono lì, faccio le mostre, incontro tutti gli scrittori, gli editori. Poi posso vedere ciò che mi interessa. Quindi io dico, ma facciamo un giornalino per bambini, il teatro per i ragazzi, il cinema per i ragazzi, cioè tutto quel corollario di cultura per l'infanzia che sta dentro, calato dentro una civiltà, nel nome di Gianni Rodari, come accadde che io da là poi sono diventata presidente del comitato. Non pensiate che sia un aneddoto così, insomma, è veramente la verità. Io sono infiltrata, ma ovviamente sono conosciuta. Scelgo l'albergo dove sono tutti, anche se mi costa un occhio della testa, per cui siamo sempre lì, ci vediamo, ci salutiamo, ma non sono ufficialmente della cosa. Però la prima sera siamo tutti in ambasciata, l'ambasciatore offre la cena ovviamente agli ospiti italiani, dopo l'apertura dell'ambasciatore parla il viceministro russo e prende la parola e dice: noi russi conosciamo un autore italiano, no, noi russi conosciamo un solo autore italiano, Gianni Rodari. Io già un po' anche brilla col bicchiere, siamo tutti in piedi, lui è laggiù in fondo, una sala tutta piena di specchi, e faccio wow, perché non mi so trattenere, sono troppo felice, sono lì per quello, sono andata per mettere le mani negli illustratori russi, cioè nel fare ricerca e tutto questo, quindi subito dopo si avvicina una signora molto elegante che mi dice: perché mi hanno detto che lei sta studiando Rodari, dico sì, è il centenario, e sente che il vice ministro l'ha già annunciato, che qui a Mosca faremo grandi cose per il centenario. E lei dice: beh, allora farete il comitato nazionale. Io non so che cos'è, ma faccio finta di saperlo. Lei mi dà il suo biglietto, poi torno a casa, le scrivo e dico: no, prima vado a vedere centenari, poi lo capisco che c'è una legge del MIBAC che istituisce i centenari quando si devono celebrare delle persone degne di essere celebrate, e io ritengo che Gianni Rodari sia uno di quelli che... Quindi leggo tutte le regole per fare la mia domanda e sviluppo, cioè altro che la grammatica della fantasia, cioè faccio finta che sono francese, che Gianni è un autore francese
e immagino lo Stato francese cosa può pensare per celebrare uno dei più importanti autori al mondo, il più tradotto in questo momento per ragazzi, e quanti soldi può investire. Quindi comincio a fare tutto un organigramma di tutte le cose che si possono fare, compreso un film, un documentario, cioè bla 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 bla, ma non voglio esagerare, mi tengo bassa e arrivo tipo a 700.000 euro. Mando tutto, mi scrivono e mi dicono: ma guardi signora, ma no, ma lei non ha capito, ma insomma, morale della favola. I centenari statali nostri così importanti abbiamo avuto 30.000 euro che abbiamo subito devoluto, un parte alla Calabria, poi li abbiamo dati a Firenze per il convegno, quello su Liberi, e oggi mentre vi ascoltavo pensavo che se me ne resta qualcuno li do a voi, perché avete fatto un bellissimo programma e quindi che possiate andare avanti. È un impegno che io mi prendo appena noi dobbiamo entro l'anno chiudere, tanto io non posso andare. Ci siamo? Ecco. Allora veniamo al fatidico. Allora ho detto, ho saltato tutti gli anni 60 quando dico che lui va principalmente, non sempre, ma va anche con la figlia, la moglie. Nel 79 decide, è proprio un progetto che va da solo perché ha un obiettivo. Vuole scrivere la grammatica della fantasia 2. E cosa vuole fare? Vuole visitare, vuole stare come aveva fatto nel 72 a Reggio Emilia con le scuole, con i bambini, vuole fare la stessa cosa con i bambini russi perché nel frattempo, in tutti questi anni, ha maturato una fortissima curiosità, secondo me, che vuole vedere come, lo dico per la prima volta, quindi forse insomma non sarò molto chiara, vuole vedere come un popolo che lui ama moltissimo, un paese che sente moltissimo, dice non lo conosco ma mi piace, nel 79 ancora, non lo conosco a fondo ma mi piace moltissimo, perché per lui conoscerlo vuole dire prima di tutto conoscere la lingua. Lui si è esercitato, lui non è un incantato che è lì che non sa dov'è, lui a 17 anni già legge i tedeschi in lingua originale, quindi si era iscritto a lingue alla cattolica, quindi lui sente di non possederla questa cultura perché principalmente gli manca la lingua, però sa molte cose perché oltretutto conosce molti suoi pensatori, perché per fare la grammatica della fantasia non è che gliel'hanno detto, lui proprio se l'ho letto, Vygotsky se l'ho letto, Viktor Slosky se l'ho letto, quindi sicuramente tutta la letteratura russa la conosce benissimo, quindi sente una forte attrazione e soprattutto ha memoria di questi bambini che davanti a lui sanno a memoria Cipollino, a memoria, quindi vuol dire che è intimamente, però vede anche, ecco di nuovo il titolo di Non nascondersi dietro le betulle, la retorica che un paese, la propaganda e la retorica, l'assenza di libertà, la doppia verità, lui parla proprio di doppia verità, alla quale i russi soggiacciono cominciando sin da bambini. Quindi quando lui va nel 79 e visita molti bambini, io penso che abbia dato molti problemi ai russi, perché lui
vuole delle condizioni tutte sue, cioè lui non vuole nessuno, lui vuole stare con un traduttore e con i bambini, non vuole le cerimonie, mentre tutte le volte che lui va là, tutti gli altri arriva il popolarissimo, lo faremo un po' anche noi, anche senza retorico, senza propaganda, no? Questa idea del famoso che dobbiamo omaggiarlo e qualcuno gli deve, e poi bisogna stringergli la mano, bisogna fare le fotografie. Lui non voleva questo, lui non voleva andare là perché era accolto con gloria, lui era in un viaggio di conoscenza, di scoperta. E sentite un po', allora, parte è il 79 del 29 agosto. Noi desumiamo queste notizie da un libro uscito postumo nel 1984 che è Gianni Rodari, Giochi nell'URSS, che è esattamente un libro di appunti, una piccola agendina. E la cosa un po' che mi fa rammarico è che non sia autentica, perché quando l'hanno pubblicata hanno tolto delle cose che hanno considerato non utili, e già questo per me è terrificante, perché non puoi togliere al documento una roba che tu giudichi che non è utile perché è solo, tipo, spiegano così, è solo un elenco di oggetti. No, perché nella struttura d'elenco dai allo studioso la possibilità di fare le connessioni, quindi ne manca una parte. 29 agosto, volo per Mosca da solo, albergo Varsavia all'inizio della Leninsky. E quando io prendo in mano questo qui, faccio un sobbalzo perché all'albergo Varsavia ci ho dormito anch'io. In un orribile albergo dove la burocrazia, perché io sono andata molte volte in Russia, la prima volta da sola a settembre per cercare di capire questa fiera e mi è andata malissimo perché non c'era niente, le librerie per ragazzi non c'erano, nelle librerie c'erano solo i classici illustrati male, insomma io dicevo ma perché alla fiera di Francoforte che io frequento ogni anno non c'erano i libri russi per bambini, alla fiera di Bologna dove c'è tutto il mondo non c'erano i russi per, insomma, per vedere i libri russi per bambini un anno sono andata da sola a Mosca per cercare di vedere i libri per bambini e sono tornata piena di delusione perché non ho visto niente, per accorgermi dopo che avevo sbagliato, che avrei dovuto andare alla fiera di gennaio, quella che dopo sono andata l'anno dopo, la fiera di gennaio. Bene, a questo albergo di Mosca, che è molto brutto, lui insomma si lamenta un po' perché è su una strada molto trafficata, quindi insomma riposare non è molto facile. Ed è proprio lì che dice il 30, subito dopo, alla mattina libera, quindi va a Gorky Park, che a poco sarà a 700 metri dall'hotel Varsavia, nella Leninsky, che è una grande strada, da una parte c'è Gorky Park, alla fine c'è la piazza con la statua di Lenin. E cosa fa? Osserva principalmente, osserva i bambini che giocano, osserva i nonni, le famiglie, tanto che io quando ho cominciato a studiare questa roba guardavo i giorni e dicevo ma sarà stata una domenica perché dice alle 11 del mattino è tutta piena di gente. Dopo invece, facendo il conto dei giorni che lui fa, e so che era domenica, il 30 non poteva essere domenica, quindi in una giornata normale. Alle 14 visita l'istituto pedagogico. L'istituto pedagogico per i russi non è come da noi le scienze della formazione, non è un'università, cioè è un istituto dove si fa ricerca, cioè dove si studia. Quanti ce ne sono? Ecco, secondo me, che cosa attraeva moltissimo anche nel passato molti intellettuali che vedevano prima di Stalin, durante Stalin, insomma, che prima di pensare all'autoritarismo, vedevano come una società dopo, per una rivoluzione, a causa di una rivoluzione e a causa di una riorganizzazione della vita civile e sociale, quali erano le strutture, come erano organizzate le loro strutture. Allora, alle 14 visita questo istituto pedagogico, quindi si rende conto che ci sono dei grandi centri di ricerca. Alle 17 va alla casa editrice Progress, la casa editrice che stampa 1400 titoli all'anno per 25 milioni di copie, attenzione, in 48 lingue straniere e che ha già pubblicato la grammatica della fantasia.
Questa cosa delle lingue straniere teniamola a mente perché ci tornerà fuori. Il 31 agosto trascorre di nuovo la mattina a Gorky Park. Passeggia osservando i bambini, i nonni, i pescatori, attenzione, i battelli bianchi che passano sulla Moscova, il guardiano del lago che caccia i bambini pescatori, le giostre, gli spettri deformanti e vede tanta gente. Alle 13, alle 15 visita alla biblioteca pedagogica, quindi l'Istituto di Pedagogia, Centro di Ricerca, Biblioteca Pedagogica. Sera in giro per la cena, piccole annotazioni, il problema atavico dei taxi a Mosca, che è ancora irrisolto, è tale quale lo racconta lui. Là è il 79, io l'ultima volta che sono stata a Mosca è stato dicembre del 2019 e vi assicuro che tutte le volte il problema del taxi è così. Quindi bisogna prendere la metropolitana. La metropolitana all'epoca di Rodari è un po' difficile perché il cirillico non è ancora stato né traslitterato, che è una roba recentissima, e quindi io che ho fatto tante prove e ci vedo anche poco, mi sono sbagliata molte volte, quindi vuol dire perdere un sacco di tempo. Il giorno dopo, il 1° settembre, è la festa grandissima, gigantesca del primo giorno di scuola. Voi non potete immaginare come il primo giorno di scuola sia importante, festeggiato. Forse noi l'abbiamo visto tragicamente nei media. Se qualcuno ricorda Beslan, la strage dei bambini, dove si vede che loro tutti vanno a scuola con i fiori, vi ricordate? E che dopo insomma, fanno il massacro, lo fanno proprio nelle scuole. Ecco, per loro questo giorno è un giorno ma importantissimo, di grandissima festa. Apertura delle scuole, sentite? Su 1200 scuole decennali, cioè di 10 classi complete a Mosca, attenzione, 200 sono inglesi. E lui va a visitare proprio una di queste, perché? Perché il direttore russo è marito di Mirella Pastore, ma bisognerebbe essere appassionati di storia del Partito Comunista per sapere chi era Pastore, ma non è la serata perché noi facciamo la storia del Partito Comunista. E alle 13 va al teatro per i bambini, nato nel 1917, quindi siamo in piena rivoluzione, un teatro per bambini ancora funzionante, dove si produce, attenzione, opera per bambini, musical, balletto e una schiera di librettisti, drammaturghi, compositori, musicisti. Vede uno spettacolo di musica spiritosa, dice lui, abbastanza contemporanea, conosce il musicista che è un ammiratore di Prokofiev e i bambini che stanno assistendo allo spettacolo hanno dai 5 ai 7 anni. E qui bisognerebbe aggiungere che Rodari, oltre ad essere giornalista, oltre a saper rimare, era anche un musicista, perché già a 17 anni suonava il violino e anche prima, ma soprattutto un profondo conoscitore della musica e della storia della musica. Ne abbiamo anche notizia in una bellissima novella, delle novelle fatte a macchina, che è il cowboy che si porta dietro il pianoforte per suonare Bach. Non mi viene in mente il titolo della novella, ma Pianoforte Bill. Pianoforte Bill, che se i bibliotecari non l'hanno ancora visto, adesso esiste in storia singola, pubblicata sempre a Trieste, con le splendide, meravigliose, immaginifiche illustrazioni di Manuel Fior. Poi, il 2 settembre, domenica, gita al parco, pomeriggio, Accademia delle Scienze. Il 3 settembre, visita la scuola materna, poi in casa editrice per discutere del contratto,
perché questa casa editrice Progress gli ha detto: bene, tu fallo questo libro che hai in mente di fare sui bambini russi, cioè la grammatica della fantasia 2. Poi, se piacerà anche in Italia, lo faremo anche in Italia, ma altrimenti lo facciamo solo per i russi, perché noi questo tuo pensiero su di noi, così come hai ragionato con i bambini e le maestre di Reggio Emilia, lo vogliamo per noi. Il 4 settembre visita l'Istituto di Psicologia Pedagogica ed entra la memoria di Vygotsky, che fondare quando sembrava non possibile indagare ciò che Vygotsky ha indagato, la intelligenza più liberale di allora si chiude intorno a lui, lo salva, diciamo così, e gli prepara l'Istituto di Psicologia Pedagogica. Il pomeriggio va alla biblioteca Lenin. Ludmilla, la sua amica traduttrice, gli dice in quell'occasione che è arrivato a 9 milioni di copie, più che qualsiasi altro autore. Allora nota lui, e questa per me è la parte più importante, perché mentre lì fa tutte queste cose e riesce ad osservare, ad ascoltare, a scherzare con tutti, ha in mente il libro, lui sa già, e siamo alla fine all'autunno del 79, lui ha già scritto, perché l'ha lasciato scritto, che il libro potrebbe già essere pronto anche per l'inizio dell'81. Quindi lui sta lì 2 mesi, sa che quando torna a casa scrive ed è pronto per pubblicarlo. Insomma, nell'80 in parte scrive, in parte il libro va in lavorazione. E quindi si segna, un capitolo potrebbe essere, 2 punti, storia della mia fortuna letteraria, circostanze, sono proprio termini suoi, circostanze, motivi, carattere. Pensate cosa ci avrebbe insegnato questo uomo che conosceva tutto della letteratura russa, che aveva parlato, che aveva visto, che aveva parlato con i traduttori, che sapeva che cosa i bambini ricordavano di quella storia, che cosa avevano chiesto i bambini a lui di quella storia, che cosa avevano risposto sollecitati da lui a un binomio fantastico, perché lui diceva la libertà di immaginare è uguale al di là delle tradizioni culturali, vengono le differenze delle tradizioni culturali, quindi sarebbe stato bellissimo. Poi cosa c'è? È settembre ed è quel settembre, e sono sempre le stesse date, nel quale io sono andata a quella mostra, a quella fiera, tornando a casa così piena di rammarico, ma là erano tempi migliori. Il 5 settembre visita la fiera del libro. Io so dov'è, quindi lui la descrive, che è una zona, sembra un po' la nostra, i giardini di Venezia con i padiglioni dei paesi, e lì è molto più grande, molto più estesa, ma il concetto è lo stesso, cioè ci sono i padiglioni dei paesi satelliti, cioè c'è l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Romania, la Cecoslovacchia, però è un grandissimo parco, un bellissimo parco. In 2 di questi padiglioni si tiene la fiera e Rodari commenta niente rispetto a Bologna, ma niente rispetto a Francoforte. Allora la domanda è molto interessante, anche per me, che a me piace molto la storia editoriale. Lui dà anche dei buoni là, c'è Giunti, Editori Riuniti ed Einaudi. Credo che ci sia un libro che ha studiato i rapporti di Einaudi con la Russia. Mi piacerebbe molto leggerlo. Il 6 settembre cena con la redattrice di Il Mondo dei Libri e con Gallia, attenzione, redattrice del Cinegiornale dei Piccoli, insieme a Giulia Einaudi e altri intellettuali. Quindi, in un clima sempre intellettuale, l'ultimo giorno prima di partire sta lì e cena con tutti i corrispondenti del Corriere della Sera, della Stampa, quindi non il povero scrittore per bambini, figlio del fornaio, povero, no, un intellettuale che conosce il mondo, è già stato in Cina, per dire, è già stato in Cina, è stato 7 volte a Mosca,
conosce tante persone, si scrive con tante persone, gli scrivono tantissimi traduttori, i suoi traduttori tedeschi, i suoi traduttori francesi, così via. Ecco, cosa trova lì? È lì che lui comincia a dire di queste serate. Sono sicuramente serate piacevoli, dove però aleggia sempre la doppia verità. Le barzellette, ovviamente, e lui dice, ecco, come i russi sanno sopportare ciò che non è giusto, perché oramai l'abbiamo visto tutti, no? Che cosa non era giusto, perché dice che si allenano a questa doppia verità, cioè ad ubbidire, ad essere quelli che gli altri ti chiedono di essere, sin da bambini. Per esempio, io mi sono fatto un appunto. Quando io vado, parlo con degli intellettuali, parlo con degli editori, persone squisite, meravigliose. Per esempio, l'editore che ha, facciamo un esempio molto preciso, tutti voi conoscerete se siete bibliotecari, se siete insegnanti forse un po' meno, perché gli insegnanti purtroppo, a me risulta anche da questa nuova io leggo perché le mie amiche di librerie, di tutte le librerie, mi dicono che arrivano degli elenchi di libri che non sono più in catalogo e questo sta a significare che forse la classe insegnante non conosce tutte le novità che ci sono in libreria, ragion per cui bisognerebbe fare invece dei corsi di formazione proprio sulle novità, dire quali sono le novità dell'ultima, perché, perché c'è il tempo lungo, no? Una ti ha detto che ha letto un libro che gli è piaciuto molto, però magari è un libro di 12 anni fa, in questo momento non c'è in libreria. Quindi se tu ti leghi, io leggo perché nell'elenco che hai stilato l'80% dei libri non è disponibile, metti tutti in difficoltà. Metti in difficoltà la libraia che non sa rispondere perché il libro non c'è, no? Quindi io penso che se siete una buona rete di biblioteche, occupatevi in questo momento abbastanza virtuoso che oltretutto le famiglie si offrono per comprare i libri, per dare alle scuole, quindi un po' di movimento c'è, allora bisogna fare formazione agli insegnanti, dirgli se non avete una libreria da visitare, almeno frequentate i corsi di aggiornamento dove delle persone vi spiegano che cosa c'è davvero in libreria. Allora, il libro di Aristarco si chiama No, è stato un grande successo da noi, quindi anche i russi l'hanno comprato. Cosa hanno fatto? Fra tutti i personaggi, diciamo così, che hanno detto no, insieme a Rosa Parks, c'è anche Oscar Wilde. E l'editore russo è stato costretto a togliere Oscar Wilde dalla collezione. Perché? Perché nella letteratura, nell'editoria contemporanea per ragazzi non si può parlare di omosessualità, è proprio vietato. Però è ovvio che ci sono anche editori, come la mia amica di Samocat, che invece lei si è assunta la responsabilità di pubblicarlo e quindi sembra ancora un po' un clima di guerra fredda, gli americani gli hanno dato un premio di grande riconoscimento, un premio che internazionalmente si danno fra editori per avere appunto avuto il coraggio di pubblicare ciò che nel tuo paese non è consentito. Allora questo problema dell'omosessualità, quando si fa tutto così, poi si sta a sera a cena, la vodka, poi le barzellette, gli scherzi, tutto quanto, e comincia, cioè vedi anche proprio l'omosessuale vicino a te, perché lo senti, che lo vedi, magari è venuto col suo compagno, quindi perché questa doppia verità, questa mezza verità, questa non capacità di... Però insomma mi sembra che ci siano dei giovani adesso molto, molto decisi. Allora il tema, un altro capitoletto che lui si è segnato, che è molto bello secondo me, dice un capitolo potrebbe essere sui libri. Libri per bambini, virgola, libri sui bambini. E per me questa seconda accezione, cioè libri sui bambini, è molto molto importante perché? Perché io vado dicendo a me stessa, ma ho cominciato anche a farne oggetto di ricerca e quindi di lezione, perché per me fare lezione vuol sempre andare a dire, a vedere quello che non so, perché sennò io mi annoio, devo raccontarvi quello che so già. Allora, io ritengo che nell'editoria contemporanea, da un po' di tempo, l'infanzia sia in qualche modo scomparsa. E allora mi vengono in mente due cose. Una antica che lui aveva già detto nella grammatica della fantasia.
Rodari a un certo punto nel capitoletto, quello le cose intorno a casa mia, le cose di casa mia, dice che si chiede come un bambino conosce il mondo, quindi dice è nel box, è buffa questa cosa che pensa ancora al box, che invece io non li vedo più i box, e quindi all'interno di una casa il trillo del telefono, l'acqua che scorre, la materia di cui è fatta la finestra, il vetro, cioè che il bambino pensa, si fa delle domande, anche quando scopre, anche quando non verbalizza, anche quando non parla. E lui lì dice, ah, proprio dice così, se ci fossero dei libri illustrati che mi mostrassero al di là delle parole, che facessero intendere ai bambini questi processi, ma, virgola, dice, l'editoria per ragazzi non è ancora così consapevole delle potenzialità e delle capacità dei bambini di conoscere il mondo e della loro curiosità di conoscere il mondo. E questa è una cosa. Quindi quell'accusa che lui fa negli anni 70 ai libri per bambini, mi viene quasi da dire che sicuramente oggi lui sarebbe, penso, abbastanza soddisfatto sul piano che sulla divulgazione abbiamo fatto passi da gigante, ci sono libri bellissimi e così via, ma dall'altro, così come se lui era interessato a vedere quali bambini vengono raccontati, come i bambini vengono raccontati, sarebbe forse insieme a me perplesso del fatto che non si raccontano più tanti. Cioè, in un albo illustrato, che si presuppone sia un libro per un bambino dai 0 ai 6 anni, cioè di leggere prima di leggere, quelli che noi un tempo chiamavamo i romanzi di infanzia, dove il bambino rispecchia la sua anche pure corta esperienza, ma rispecchia qualche cosa anche di suo, che non è, attenzione, i cosiddetti libri medicina, no? Che dice c'è un libro che il mio bambino è nella fase in cui deve andare sul vasino. No, noi non diciamo questo, diciamo nella più assoluta libertà inventiva, poetica, di fantastico, di qualsiasi genere, di poetico, di ironico, di tutto quello che c'è, l'infanzia secondo me un pochino è scomparsa. Allora, ritornando invece alla Russia, il percorso suo è quello che lui prende nota e segna, ma proprio segna, dice, hanno 12 episcopi, hanno un laboratorio. Ci pensavo oggi mentre riascoltavo Pittarello. Pittarello dice, tu puoi fare l'argilla sul tuo banchetto, non hai bisogno, anche se hai solo un armadietto nella classe, tu non hai bisogno di avere il laboratorio, perché è la mente il tuo laboratorio, così ha detto Pittarello, è la mente il tuo laboratorio, quindi è quello che tu vuoi fare, che da una parte ambiente ricco di possibilità, che io mi prendo da lì e vado là perché là ho le attrezzature per fare quello che devo fare, se devo fare la sgorbia ho tutto il mio bel tavolo con tutto il materiale per fare la sgorbia, se ho bisogno di una grande stesa perché voglio fare una tempera gigantesca, voglio la tempera gigantesca, voglio l'acqua che scorre perché non abbia la bidella che mi dice che dopo si sporca, allora dopo io per non far arrabbiare la bidella non faccio dipingere i miei bambini e così via. Ecco, lui invece è sempre colpito e sottolinea in tutti i luoghi dove va della grande cura e attenzione che l'educazione ha in questo paese. E sorprende anche me, perché sorprende anche me pensare che ci sono su 1200-200 scuole inglesi dove i bambini possono andare direttamente e non è tanto una questione di censola. Essendoci stata molto in questo periodo ed avendo parlato con molte persone, mi sono fatta l'idea che per loro conta molto la tua attitudine e quindi sei agevolato non appena tu dimostri o dichiari una curiosità, un'attitudine. E per chiudere vi direi, visto che siete tutte bibliotecarie, che cosa è la biblioteca dei bambini di Mosca. C'è un sistema bibliotecario ricchissimo e questo lo sottolinea sempre anche Rodari. Quella vista da me è gigantesca, a 3 piani,
110 dipendenti. Ho anche molte fotografie, se qualcuno poi le vuole me le chiede, io gliele mando anche. Come è strutturata? Beh, intanto c'è una porta magica che è quella del fantastico, con tutta una porta intagliata di legno, con una scenografia meravigliosa, con la porta sempre chiusa, una chiave d'oro gigantesca, la devi aprire, poi ti vai lì e lì è il mondo del fiabesco. Poi c'è un angolo tutto dedicato a Pushkin, poi c'è tutta l'area dei libri internazionali, quindi hanno i libri in tutte le lingue, poi c'è un'area dedicata ai libri d'arte, poi c'è un'area dedicata ai libri di poesia, poi c'è un'area dedicata ai libri di scienza, poi c'è un'area dedicata ai libri della natura, poi ci sono delle aule trasparenti a vetri dove loro fanno i laboratori, ce n'è una tutta solo per la musica e, e nei passaggi, nelle pareti, per tutto il tempo dell'anno ci sono mostre di illustrazione, quindi o dedicate ai grandi artisti o dedicati, che ne so, ai pittori, agli illustratori ungheresi contemporanei. Hanno ancora, anche se non è più l'influenza dell'impero, diciamo così, dei soviet, quest'idea che insomma quella parte di Europa è più vicina a loro che non a noi, per tradizione, perché sono stati sicuramente dominatori, ma in un certo senso forse anche sono nate anche delle diciamo così, delle affinità culturali ed elettive. Poi c'è un'area dove i bambini possono fare merenda, cosa che per noi è impensabile, bellissima, ma c'è proprio un bar per i bambini dal quale loro possono prendere i gelati, le paste, il tè, le cose, ma possono anche sedersi con i loro zainetti, se hanno il loro panino, le loro cose da mangiare e così via. Allora, io che quando non avevo ancora studiato così a fondo, mi facevo un'idea che andare ancora a Mosca nel 79 era essere fuori dal mondo, perché nella mia mente tutti, Calvino compreso, erano venuti via da quell'area lì nel 56, cioè come io posso capire che tutti siano stati nel Partito Comunista, subito nel dopoguerra e così via, però nel 56, insomma, oppure dopo Khrushchev, insomma, invece lui non solo c'è stato fino alla fine, ma c'è stato fino alla fine perché lui voleva capire, lui voleva, con tutta quella ricchezza umana che aveva trovato nei lettori prima di tutto, nei traduttori, negli artisti che lo avevano messo in scena, in tutti quelli in questi ragazzi che hanno fatto adesso e che hanno invece rischiato di non andare in scena. Quindi diciamo una fiducia al valore universale forse delle sue storie e di quello che racconta. Beh, me l'ho fatto sentire con grande stima, devo proprio dire la verità. E quando mi sono accorta di avere dormito anche nel suo albergo, io mi sono detta, ma deve essere proprio, insomma, ma non sarà che, insomma, ho sentito come una specie di chiamata, di missione, insomma, perché in fondo io sono capitata in Russia? È strana questa cosa per me, da sola, certo volevo vedere i libri russi, ma perché adesso che invece ci sono andata, tante cose tornano e forse non è che l'inizio di una mia ricerca, perché io questo festival visivo lo voglio proprio fare, in più io se passa questa stramaledetta pandemia, cioè abbiamo già progettato una quantità di cose con i russi che sono inimmaginabili, loro da 2 anni fanno la settimana del libro per ragazzi sulla Piazza Rossa, che voi non potete immaginare quanto è bella. Tutta la Piazza Rossa presa dai bambini, ai lati della piazza ci sono tutti i piccoli stand con gli editori per bambini, quindi in un pomeriggio io me li sono visti tutti, ho fatto amicizia con tutti e poi ci sono i palchi con un programma che si alterna con i bambini che vengono da soli, che vengono con i nonni, che vengono accompagnati, che vengono con il pulmino e lì gli scrittori chiacchierano, i disegnatori disegnano, i cantanti cantano. Sulla Piazza Rossa, vi immaginate il Duomo di Milano in piazza la settimana del libro per ragazzi, con i libri, allora, con no
da cui hanno tolto Oscar Wilde, e quello è così. Ma di controcorrente delle nostre amiche Alice Keller e Veronica Trutero, pubblicato da Sinnos, già pubblicato là, con i più bei libri italiani già pubblicati, tanto che Sualzo era ospite perché c'era un editore russo che lo aveva pubblicato, mentre noi non sappiamo veramente niente. Loro veramente ci apprezzano molto perché ci traducono, ci invitano. Abbiamo appena cominciato, e per i bibliotecari penso che lo conoscano, un libro che è stato molto apprezzato anche, mi viene da dire in Occidente, ma insomma siamo tutti europei secondo me, che è quello dell'appartamento pubblicato da Donzelli. Se lo avete già visto e lo avete messo sulle vostre scaffalature, ecco, quello è il segno, diciamo così, della Russia che si risveglia. La casa editrice di Samokat, che è quella che io vi dicevo, la mia amica, che è andata contro il divieto di pubblicare temi dell'omosessualità dentro quella cosa. L'altro libro che sta avendo un successo mondiale, sempre di questa casa editrice che si chiama Samokat, io spero che qualcuno l'abbia comprato, è bellissimo ed è per bambini ed è sulla Transiberiana. Quindi con questi albi giganteschi i bambini ripercorrono tutto il percorso della Transiberiana e ad ogni fermata del libro si scende e si scopre che cosa c'è l'intorno. Un grande libro per conoscere una parte di mondo che poi non è tanto lontana da noi, ma con la quale potremo avere un legame molto molto forte. E per ultimo, per citarvi qualcosa di russo o di pararusso che ho letto in questi giorni, che mi è piaciuto moltissimo, nella meravigliosa collana Rue Ballu, che a volte è difficile da trovare, quindi io spero che i bibliotecari ce l'abbiano tutta, meravigliosa collana Rue Ballu. Uno degli ultimi due titoli è Lev della radura, dedicato a Tolstoi, scritto da Federica Jacobelli. Io mi fermerei un po' perché risponderei volentieri se ce ne fossero delle domande. Quindi sono riuscita ad andare anche in Russia. Io mi scuso se sono stata un po' così, insomma, però è veramente la prima volta che mettevo insieme queste notizie. Lo dico alle bibliotecarie che non hanno ancora visto, questo è un nuovo libro Emmons, una nuova collezione, 2 titoli usciti, uno è su Giorgione. Non c'entra niente Rodari, ma c'entrate molto voi. Ci sono state molte interruzioni? No. Non sento. Vedi il microfono, aprilo. Sì, no, dicevo che sì, qualcuna, però dopo si riprendeva. Non Quindi ti sento. c'è stata qualche interruzione, però poi ripartiva. Mi sente adesso? Eh? Forse lei no, però. Mi sente? Non sento. Forse il volume spento. Sì, però. Cosa? No, scrivi te perché io non mi capisco più adesso. Aspetta. Sì. Forse però l'abbiamo persa.
sono andata via. Eccoci. Ecco, vi risento. Sì, mi sente? Sì. Perfetto. Allora, aspettiamo magari, siamo ritornati in linea? Sì? Petra, dimmi. Ah, ma sei online? Sì, sono online. Ah, no, allora ti lascio. Ciao. No, volevo appunto trasmettere una domanda che è arrivata da Francesca, che chiede qual è stato il primo motivo di viaggio in Russia per Grazia e come se l'è cavata con il russo. Allora, quando la prima ragione è stata quella che io inseguivo i libri russi e non li vedevo. A Bologna non venivano. Andavo a Francoforte, c'era uno stand gigantesco ma privo di libri. Ce n'era uno che era un catalogo di immagini di manifesti di propaganda che avevano come oggetto l'infanzia, quindi io ero molto interessata perché immaginavo anche come avrebbe interessato il professor Faetti, che è studioso di questi temi, e non me lo vendevano. Io parlavo inglese e lo volevo comprare, niente. Ho provato a rubarlo, ma erano, diciamo, più stavano e non mi era, poi era molto grande, non mi era possibile. E quindi sì, la prima volta sono stata proprio da sola molto male perché allora io sono fobica, ho paura dei cani e quando sono andata in un albergo e quando sono scesa la mattina c'erano penso 20 cani randagi nell'angolo proprio girato l'angolo dell'albergo c'erano 20 cani randagi. Io ho detto ma dove sono finita? Ero proprio terrorizzata. Poi io sono pigra, però insomma viaggio principalmente per andare a vedere delle librerie, dei libri, insomma, altrimenti sto bene a casa mia. Devo per lavoro frequentare molte metropoli appunto per la fiera, quindi New York, Shanghai, sono andata in Sud America, sono andata in Colombia, insomma, sono andata in Nuova Zelanda, ma sempre con questa, no, la metropoli per le librerie, i musei, la cultura, ma quella lì, non un altro tipo di cultura. Quindi sono molto abituata a prendere i taxi, andare insomma a voler vedere le mostre, a fare anche abbastanza in fretta. Quindi lì mi sono trovata che non cioè, appunto che i taxi non c'erano, cioè ci sarebbero, ma sono dei furti legalizzati. Mi sono trovata male perché non riuscivo a trovare, non avevo referenti. Invece dopo piano piano, quando ci sono andata di nuovo a gennaio e ho visto un'altra fiera, ho cominciato a scoprire gli editori parlavano tutti inglese, quindi dopo invece ho cominciato ad apprezzare moltissimo e proprio mi manca. Adesso sento che avrei dovuto andarci. Cioè, immaginate cosa avevamo programmato per... Ecco, in più noi lavoriamo da 2 anni con i russi perché essendo anche IBBI e la Russia era candidata ad ospitare il convegno, il congresso mondiale a settembre 2020 a Mosca. Quindi non lo possono fare, slittato al 21, ma è una perdita. Quindi, e noi abbiamo invece lavorato con la responsabile della biblioteca dei 100 dipendenti, abbiamo trovato tante idee perché con questa idea della Russia che ospitava IBBI, anche per loro era una cosa storica, quindi erano molto aperti. Io avevo proposto una mostra su tutta la storia di IBBI, loro avevano accettato. Insomma, c'è un bellissimo rapporto in atto. Loro sono veramente molto interessati a noi, a collaborare. C'è una parte, secondo me, c'è una parte di sensibilità artistica molto molto forte, molto.
secondo me è molto più forte. Purtroppo quello che noi vediamo o che abbiamo visto è Salvini che va là e fanno tutti gli inciuci con i magnati, tutta quella roba lì, ma il popolo russo è un'altra cosa, è proprio completamente un'altra cosa. Bene. E sono stata esauriente, ci sono andata per ragioni di libri per bambini, ecco, diciamo così. Sì, allora, come credo si vede anche dai commenti che vedo adesso sulla chat di YouTube, è stata un incontro veramente pieno di cose, di spunti, e infatti la ringrazio anche per averci segnalato alcuni testi che sicuramente come biblioteca acquisteremo. Bene, molto bene. Poi sì, parlo proprio personalmente, non sono mai stata in Russia, però devo dire che sì, magari potrei pensarci prossimamente quando ci libereranno. Ma c'è un fervore culturale, per esempio tutti i giovani, in questo caso più a San Pietroburgo, ma c'è tutta la parte fumettistica di avanguardia interessantissima. In più c'è un editore che si chiama Ad Marginem che sta ripubblicando tutti i libri per bambini della rivoluzione, e sono tutti nel bookshop del più grande e bellissimo che si chiama Garage, che è un museo di arte contemporanea, quindi è un piacere. Poi ci sono intere zone della città rimesse tutte a posto di coworking, di cibo, insomma c'è una gioventù molto molto molto, è per questo che immagino che in questo novembre 19 hanno impedito una rappresentazione di Cipollino, perché doveva essere proprio fastidiosa, quindi proprio che aveva colpito nel segno. Altra cosa importante, c'è una libreria per ragazzi adesso che si chiama proprio Marshak, come il traduttore di Rodari, piena di libri, uno più bello dell'altro. C'è proprio una libreria selezionatissima dove non c'è niente di paccottiglia, niente di mass market, solo di libri intelligenti, graficamente meravigliosi. No, è molto molto interessante. Bene, io ho preso un sacco di appunti, come penso anche tanti altri. Adesso dobbiamo un po' rielaborare le idee. È stata tutta confusa. No, benissimo. Niente, io lo ringrazio anche per i complimenti che ci ha fatto, insomma, all'inizio, e per la nostra, insomma, per il nostro progetto. E niente, questo mi dà anche un po' di carica per appunto continuare. E poi anche prometto, se faccio i conti e mi rimane qualcosa, volentieri. Veneto. Perfetto. Veneto. Sì, ultima. Abbiamo messo la cosa nel calendario del Comitato Rodari, quindi quello resta agli atti anche per il Ministero, la vostra iniziativa. Bene, bene, siamo contenti. L'ho interrotta, stava dicendo una cosa. No, che un altro aspetto interessante è proprio il fatto che lei creda molto nella ricerca, e questo è stimolante anche, insomma, per noi, nel senso andare sempre in profondità e cercare appunto di dire che un settore della biblioteca di Mosca è solo sulla ricerca, e quindi loro sempre ciclicamente vanno a ristudiare i libri del passato, perché non potrebbero mai rischiare di dimenticarsi del loro Rodari, e poi vanno a prendere le edizioni belle, le fanno vedere, le lasciano esposte, ma fanno delle robe, e non è statica. Cioè il libro si va, la biblioteca poi, la biblioteca è quello. Vi saluto con le parole della Yourcenar: un granaio per l'inverno dello spirito. Bella, eh? sì. Biblioteca come granaio per l'inverno dello spirito. Bella. Anche una grande responsabilità. Esatto. Però siete complimenti. Grazie. Beh, io la ringrazio ancora perché è stato veramente un incontro molto interessante, e con tutti i partecipanti, beh, li ringrazio perché sono stati tanti anche oggi,
e se vuole poi può andare a rivedersi la chat di YouTube con tutti i commenti, se per caso vuole anche magari rispondere. E Vedere queste cose qua? dal link che le abbiamo mandato dell'incontro di oggi. Del pubblico. No, lei entra proprio nel canale dove appunto oggi è stato trasmesso l'incontro e riesce a recuperare i commenti. Benissimo. Allora, auguri di Natale e grazie. E speriamo di vederci. Ma la mostra fino a quando la tenete? Allora, avevamo previsto di concludere con domani, però visto che le biblioteche per ora sono ancora chiuse, noi la teniamo e speriamo insomma di riaprire più presto e magari di darle un po' di visibilità poi quando riapriremo. Quindi per il momento resta. Bene, bene. Così. Auguroni a tutti e buon Natale e speriamo di ricominciare con un po' più di sorriso e di speranza. Certo. Bene, io do appuntamento invece a chi ci sarà domani, sempre alle 17:30 e grazie ancora a Grazia Gotti e buona serata a tutti. Buona serata a tutti, ciao, ciao, ciao.